Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna per la 32esima giornata di corse dell'anno 2025. È la giornata di festa del 2 giugno, incentrata sul Gran Premio della Repubblica che sarà alle ore 19:10, sarà la settima corsa. Ma si comincia con una prova per femmine di 3 anni che non abbiano vinto 5.000 euro in carriera, il premio Birbone, 2040 i metri da percorrere. L'autostart che azione lampeggianti inizia a muoversi ed è quindi tutto pronto per la prima corsa di questo pomeriggio. All'1 Gianira Caff, Roberto Vecchione, 2 Giulietta Jet, Andrea Farolfi, 3 Gioiella, Gennaro Amitrano, 4 Gioia Trio, Maurizio Cheli, 5 Grazia Jet, Lorenzo Baldi, 6 Girl on Fire, Roby Font, VP dell'Annunziata, 7 Germania, Filippo Monti, 8 Giorgigna, Loris Farolfi, 9 Giulia LL, Alessandro Gocciadoro. Macchina che prende velocità. Partite. È veloce Gioia Trio dal centro dello schieramento che scavalca Giulietta Jet, al largo Grazia Jet, partita bene anche Girl on Fire, sbaglia Giulia LL all'imbocco della prima curva. Così Gioia Trio al comando, sbaglia anche Giulietta Jet, si Numero 2 Giulietta Jet squalificato. Progredisce Girl on Fire, Roby Font che va a chiedere strada a Gioia Trio, 15:3 il lancio, Girl on Fire passa nei confronti di Gioia Trio, terza posizione per Grazia Jet che è avanti a Gianira Caff, poi Germania, quindi ancora allo steccato Gioiella, al largo Giorgigna. Si è rimessa in coda Giulia LL, 31:1 per i primi 400 metri di gara, con Girl on Fire, Roby Font che guida nei confronti del gruppo parecchio allungato sulla curva di destra. Frazione molto comoda, addirittura in 17 per la curva. Girl on Fire al comando, in seconda posizione rimane Gioia Trio, a precedere in terza Grazia Jet, in quarta Gianira Caff. 800 metri passati in 1:4:3 sul piede dell'1:20 abbondante. Non cambia nulla tatticamente. Girl on Fire, Roby Font porta a spasso la compagnia, rompe gli indugi Gianira Caff che sposta dalla quarta posizione, si porta in scia Giorgigna e cerca di risalire. Metà gara in 1:21 per Girl on Fire, Roby Font che continua sempre in evidenza. Figlia di Ringo Starr Treb è salda leader quando manca un giro alla conclusione. Gioia Trio nella sua scia, allo scoperto c'è Gianira Caff, terza in corda Grazia Jet con accanto Giorgigna, poi Germania con a destra Giulia LL e alla retroguardia Gioiella. Si accelera ora in progressione con Girl on Fire, Roby Font che continua a controllare le operazioni, muove in terza ruota Giulia LL che cerca di risalire il gruppo, la leader intanto accelera a 550 metri dalla conclusione. Girl on Fire, Roby Font accelera in progressione, Gioia Trio in seconda alla corda, di fuori sempre Gianira Caff, protesa in terza Giulia LL che arriva da rottura, 14:3 la retta di là, 2:6:8 il miglio di gara. Girl on Fire, Roby Font prova a cambiare marcia al suo esterno, Gianira Caff prova a farsi minacciosa, Gioia Trio perde qualche battuta così come Giulia LL, 14:7 la curva conclusiva, la retta d'arrivo per Girl on Fire, Roby Font che apre il booster, se ne va. Girl on Fire, Roby Font fa 3 a seguire, vince da cavalla molto buona. Al secondo posto finisce Gianira Caff, al terzo di dentro Grazia Jet. 1:17:6 ma con 28:8 a scherzare ad arrivare. Girl on Fire, Roby Font, VP dell'Annunziata per Paolo Romanelli, i colori di Karin Walter Mommert, figlia di Ringo Starr Treb. Si porta a condurre in breve, non si lascia mai avvicinare, vince nettamente Girl on Fire, Roby Font, VP dell'Annunziata, Paolo Romanelli, la signora Karin Walter Mommert aprono il pomeriggio dall'Arcoveggio.